Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 23° turno di Serie B-Win, in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone, dove gli uomini di Menichini ospitano il Varese di Maran. 16° posto per i padroni di casa, reduci dalla sconfitta di Livorno, terzo KO consecutivo. Il Varese veleggia ad un solo punto dalla zona playoff e vuole subito cancellare lo 0-2 casalingo subito dal Bari. Arbitra Mariani di Aprilia. Un primo tempo decisamente combattuto, il Crotone ad avere la prima occasione. Bella l'iniziativa di De Giorgio, riesce Terlizzi ad anticipare in calcio d'angolo al minuto 3. 5 minuti dopo, calcio di punizione a giro di sinistro di Pettinari, finisce fuori di un soffio, come possiamo rivedere dal replay. Minuto 13, Sansone fa tutto da solo e attento però Bressan che blocca a terra il destro dell'avversario. Minuto 14, ci prova con una bella iniziativa sulla corsia di destra Alessandro Carrozza, la sua conclusione però finisce alta. Minuto 38, calcio d'angolo del solito Pettinari, ci prova Terlizzi, finisce fuori di un soffio il suo colpo di testa, lasciato però colpevolmente troppo solo il difensore. Altro calcio di punizione questa volta dalla sinistra, Pettinari per Terlizzi, arriva questa volta sì il gol dell'1-0. Secondo centro personale in questa stagione per Terlizzi, e sarà poi, lo vedrete, il migliore in campo in assoluto di questo match. Il secondo replay con il colpo di testa imperioso per il gol dell'1-0. Minuto 42, il Varese cerca subito il raddoppio. Altra bella iniziativa di Carrozza, ci prova De Luca, c'è il miracolo di Belez. Davvero grandissima la parata del giovane portiere in prestito dall'Inter. Nel secondo tempo è ancora Varese a provarci con maggiore insistenza. Gran bel numero di De Luca, si gira, prova il pallonetto. Altro miracolo di Belez in calcio d'angolo, davvero decisivo il portiere del Crotone in queste due ultime occasioni del Varese. C'è poi un fallo di mano nettissimo, come rivediamo dal replay, di Correia, che non viene segnalato però dal direttore di gara. Cerca di rispondere il Crotone al minuto 14, Djuric mette in angolo Bressan. Minuto 23, arriva il calcio di rigore per il Varese. De Luca è steso da Checcucci, calcio di rigore ed espulsione per il difensore del Crotone. Il fallo c'è e la trasformazione è affidata a Carrozza, la sua rincorsa e la segnatura. 2-0 per il Varese al minuto 23 del secondo tempo. Quarto gol personale per Carrozza quest'oggi su calcio di rigore. La reazione del Crotone affidato al cross di Migliore. La conclusione di Gabbionetta, salva ancora Terlizzi, MVP di questa partita sulla linea. Rivediamo non solo il gol del vantaggio, ma anche un gol praticamente salvato. Minuto 47. Altra occasione per il Crotone, bella iniziativa del Caetano e poi Florenzi segna il gol della bandiera con un bel destro d'esterno alla sinistra del portiere avversario. Finisce così con la vittoria esterna del Varese, che consolida così le proprie ambizioni di playoff per il Crotone al quarto KO consecutivo. Davvero notte fonda.